Da oggi le circa 650 persone tra alunni e personale scolastico delle scuole Rapisardi e La Carruba di Canicattì tornano a scuola. Dopo qualche giorno di vacanza forzata si ricomincia. Ricordiamo che i due plessi in questione erano stati chiusi dal sindaco Ettore Di Ventura dopo che dagli esiti del carotaggio eseguito nei pilastri delle strutture risultavano costruiti con cemento depotenziato. La soluzione trovata è quella dei doppi turni pomeridiani che però, a differenza di quanto era stato prospettato nel corso della riunione di venerdì scorso alla presenza della Giunta, non coinvolgeranno altre scuole della città. È stato deciso infatti di far svolgere i doppi turni all'interno dei plessi Pirandello e La Carruba, sezione infanzia, dello stesso istituto comprensivo Rapisardi. La soluzione comporterà naturalmente disagi, ma dovrebbe essere una questione limitata a 40 giorni. Entro la fine di novembre il comune dovrà impegnarsi a liberare l'immobile di via Allende, individuato come unica possibile soluzione. Soluzione che genitori e insegnanti delle due scuole sono disposti ad accettare. In questi locali, al momento, sono sistemati alcuni uffici comunali. L'amministrazione comunale quindi dovrà individuare altri locali dove trasferire il personale comunale e provvedere quindi alla sistemazione di alunni e personale della scuola.